Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napolès. Allora, questa sera parleremo del mercato del nostro Napoli. Cominciamo subito con le prime notizie. Allora, Albiol va al Villarreal. Mi dispiace per tutti noi perché Albiol era uno dei titolarissimi di questo Napoli. Ci lascia così, ovviamente ritorna in Spagna, nella sua patria. Allora, arriva la conferma dello zio, che ha sorpreso tutti, anche me dice lo zio, ma pure a me mi ha sorpreso ovviamente. Dopo 6 stagioni con la maglia del Napoli è arrivata l'ora di salutare. Infatti, la squadra partenopea sta per perdere uno dei suoi pilastri difensivi. Un leader di questi anni, Raul Albiol. Un leader perché era il titolare insieme a Koulibaly, ma non solo, veniva dal Real Madrid, acquistato da Benitez quando era al Napoli, è stato uno dei pilastri della nostra difesa insieme a Kalidou. Ha fatto tantissimo al Napoli, molta continuità, ha dato molta esperienza. Dopo 6 stagioni al Napoli, ragazzi, ci lascia. Ovviamente è finita un'era pure per lui qui al Napoli. Lo ringraziamo di tutto perché comunque ha dato tantissimo al Napoli. Con lui e Kalidou dietro, veramente siamo stati molto forti dietro, ragazzi. Veramente in poche squadre hanno riuscito a sfondarci, crearci pericolosità lì dietro, quando c'era anche Raul. Poi ha avuto questo infortunio brutto al crociato, è stato fuori 6-7 mesi e ora, ragazzi, c'ha anche un'età, lascia il Napoli. Ha detto è sempre stato bene a Napoli, ha sorpreso questa sua scelta dello zio nei mesi scorsi da parte del Valencia. È stato un modo per riabbracciare la famiglia. Perché praticamente lui ha la famiglia a Valencia, lui inizialmente ha cominciato con il Valencia, poi così è andato al Real e poi dal Real l'abbiamo preso noi con Benitez. Niente, è stato diciamo una perdita importante per noi ora di Raul Albiol perché è un giocatore di esperienza appunto con cui lui Balì faceva una grande coppia. Ragazzi, purtroppo i giocatori vanno e vengono. Allora, così facendo, con la perdita di Albiol, comunque è giunto lì, già si è messa al lavoro e sono tre i nomi sul taccuino per il nostro Napoli. Il primo è Costa Manolas, che gioca nella Roma, centrale difensivo della Roma, ha una clausola di 40 milioni di euro e potrebbe rappresentare un grande colpo per il club, visto che andrebbe a formare una coppia di centrali, ragazzi, Koulibaly, Manolas, niente male, Waiu. Ma oltre al pezzo da 90 ci sono altre due soluzioni di livello leggermente inferiore. Ovviamente per arrivare a Manolas sono 40 milioni, non sono spiccioli. Il Corriere dello Sport ha individuato che le altre alternative sarebbero Pezzella della Fiorentina e Nathan Ake del Bournemouth, che gioca in Premier League. Due elementi di sicuro valore per la sostituzione di Albiol. Il primo, classe 91, conosce già la Serie A, essendo di proprietà della Fiorentina. Il secondo è un classe 95 e è in forza al Bournemouth. Niente, voglio, cosa penso io di questi tre giocatori? Ovviamente andrei subito su Kostas Manolas, che è quello con più, come posso dire, più esperienza europea, perché ovviamente con la Roma ha fatto la Champions League più di una volta, giocatore di nazionale greca, titolare, capitano, difensore completo che secondo me vicino a Koulibaly sarebbe la perfezione. Andrebbe a ricoprire proprio il posto che abbiamo perso di Albiol, secondo me Manolas. Secondo me ha anche qualcosina in più Manolas, essendo anche più giovane, può dare quella qualità in più in fase difensiva, può aiutare molto Kalidou Koulibaly che già in difesa da reparto fa da solo, l'abbiamo visto che è mostruoso Koulibaly, con uno come Manolas veramente sarebbe duro starci a terra, hanno piedi cannone, hanno via, perché sarà dura. Io andrei su Manolas. Comunque German Pezzella, anche lui è un buon difensore, comunque non è come Manolas, ma è abbastanza bravo. L'ho visto alla Fiorentina in questa stagione, è stato uno dei migliori difensori appunto della Fiorentina. Nathan Ake non lo conosco, però ne ho sentito parlare, è un giovane che anche lui è molto promettente, però sappiamo che giocare
dove gioca lui in Premier League. Ovviamente in Premier League è un campionato duro, però ovviamente confermarsi col Bournemouth è una cosa, ma venire al Napoli e giocarsi un campionato per lottare per le prime posizioni con Ake dietro la vedo un po' più difficile, onestamente, ragazzi. Cioè, la prima alternativa è mettere Pezzella, perché comunque già conosce il campionato italiano. Però, diciamo dopo Manolas, perché il primo di tutti è Manolas. Poi Pezzella e poi mettere appunto Ake. Però io farei di tutto per prendere Manolas. Questa è la mia scelta. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi tre. Chi preferireste al posto di Albiol? Ora passiamo al centrocampo. Centrocampo, trequartista, semipunta. E lui è James Rodriguez, ragazzi. Quello che si sta parlando ormai da un mese circa a questa parte. Il Napoli si avvicina a James Rodriguez. Nuovi sviluppi sull'affare con il Real. Il Napoli non molla James Rodriguez. Anzi, la società campana conta di chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile. Vorrebbe metterlo a disposizione di Carlo Ancelotti. Ovviamente l'ha cercato Ancelotti perché l'ha allenato al Bayern Monaco. E il Corriere del Mezzogiorno aggiorna sugli sviluppi della trattativa del club partenopeo e il Real Madrid. Gli spagnoli non vogliono cedere il calciatore in prestito, lo vogliono vendere. Lo Scott è già venuto con il Bayern, che non ha esercitato il diritto di riscatto dopo un prestito biennale. Per questo motivo De Laurentiis e Florentino Perez potrebbero trovare una soluzione che vada bene ad entrambi. Si parla di un trasferimento in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Real Madrid conta di portare a casa circa 42-45 milioni di euro da questa cessione. Ovviamente il Real Madrid vuole soldi, vuole cash, 42-45 milioni, più o meno, quella è la cifra che si basa. Il Napoli vorrebbe scendere a 40. L'obbligo di riscatto tranquillizzerebbe il presidente dei Blancos. Ovviamente, se fa bene, contano sul fatto che il Napoli lo debba riscattare, in modo che il Real prende la cifra che vuole per il calciatore. Il Napoli dal canto suo avrebbe la possibilità di dilazionare su più anni l'importante investimento. James Rodriguez attende nuovi sviluppi, ha già respinto al mittente una proposta arrivata dal Manchester United. Il calciatore colombiano ha preso una considerazione solo l'offerta del Napoli, decisiva per la presenza di Carlo Ancelotti. Ovviamente nelle ultime ore poi si è messa di mezzo anche, a parte lo United, si è messa di mezzo anche a Juventus, rumbo sembu cacchio, veramente non potremmo più ci vuole fottere a Rodriguez. Praticamente Rodriguez e Ronaldo si sono sentiti, vuole cominciare l'ex Bayern e Real ad andare a Torino. Staremo a vedere perché anche la Juve si è messa di mezzo, ma non lo so, vedremo se James Rodriguez preferirebbe Cristiano Ronaldo ad Ancelotti, ovviamente perché ha parlato con entrambi. Vedremo qual è la sua preferenza. Oppure Juventus o Napoli. Magari essendo già stato allenato da Ancelotti, magari la sua preferenza è ad essere allenato da un allenatore già conosciuto in cui ha un rapporto già preciso. Poi anche con Ronaldo non so che rapporti abbia. Vedremo. Passiamo alla cessione possibile del Napoli per arrivare a James Rodriguez, ragazzi, perché secondo me il Napoli per arrivare a un colpo così, eppure se vorrebbe prendere Manolas, entrambi, Manolas e James Rodriguez, la mia paura lo sai qual è? Che metterebbe sul mercato Lorenzo Insigne, perché ovviamente facendo 40 milioni a James Rodriguez, 40 milioni Manolas, magari scende un pochino, diciamo su Manolas 35, quando può scendere pure su James Rodriguez, altri 35 va su 70, Insigne ci guadagna ugualmente 70 milioni, oppure va a vendere Koulibaly, spero che no, spero proprio che no, ma comunque penso che l'alternativa l'alternativa per James Rodriguez, cioè se dovrebbe venire la cessione, sarebbe Insigne del Napoli. Ovviamente io se devo pigliare a Rodriguez lo prenderei, però senza cessione di Insigne. Se De Laurentiis vuole investire e vogliamo vincere, deve fare così. Se invece vuole prendere uno come James Rodriguez, poi vende Insigne, stiamo a punto da capo, non si vincerà mai niente, perché
prendi uno e cambiato, alla fine è la stessa pasta, anche se Insigne lo ritengo migliore di James Rodriguez, perché ricordiamoci che James Rodriguez, nonostante c'ha qualità tecnica e tutto, perché è un grande giocatore, nonostante abbia fatto 2 stagioni non a top con Bayern e Real, io penso che comunque nel Napoli possa esprimere tutta la sua qualità. Però Insigne rispetto a James Rodriguez le ultime stagioni comunque ha fatto qualcosa, si è fatto vedere in mostra sia con ora ultimamente con la nazionale, ma anche col nostro Napoli è cresciuto tanto. E chissà, magari nel prossimo anno o 2 anni non possa essere leader, prenderci per mano e portarci a prendere qualche trofeo. Questo ci spero, sarà difficile, però le speranze ci sono perché sta facendo vedere molte cose positive Lorenzo. Per questo io mi terrei Insigne e prenderei pure James Rodriguez se vogliamo investire sul mercato. Ovviamente fare cessioni su gente più che non ci serve, tutte le cessioni possibili, diciamo, o un As, Chiriches, Luperto, ovviamente dobbiamo sacrificare anche qualche centrocampista perché sennò non puoi andare a comprare questi top. Qualcosa devi sacrificare perché i soldi sono quelli. Ora non so il budget da cui partiamo, forse saranno 50 milioni. Qualcosa devi sacrificare, un top di sicuro devi sacrificare perché De Laurentiis non ti piglia James Rodriguez così, ne sono sicuro, ragazzi. Cioè, non devo pensare che ti piglia James Rodriguez senza vendere nessuno perché ormai. Lo conosco a De Laurentiis, ormai tutte le stagioni l'abbiamo visto, arriva uno, ne venne calcolato. È sicuro, ci potete mettere pure a faccia in coppa, tanto è così, e io ce la metto. Allora amici, ora passiamo ai possibili attaccanti che potrebbero acquistare il nostro Napoli. Ne sono ben 2. Rodrigo del Valencia, che è un ottimo attaccante, diciamo l'ultima stagione ha fatto anche tanti gol, ora non so di preciso, ma comunque ragazzi è un grande attaccante, anche nella Spagna è stato convocato. A me piace, anche se preferisco quell'altro attaccante che vi vado a dire, Duvan Zapata, l'attaccante che abbiamo avuto noi, che poi non l'abbiamo dato tanto spazio. L'unica pecca che aveva Sarri è che Sarri ci ha portato fino in fondo a vincere quasi lo scudetto, però che ha fatto Sarri? Faceva giocare sempre quei 12-13 giocatori. Duvan Zapata l'ha fatto giocare pochissimo, ragazzi, ma veramente poco. Cioè non gli ha dato quel tanto spazio per far vedere le sue qualità. È andato all'Atalanta, è esploso Zapata. Gol a volontà, assist, fisicità all'avanti, punta cinica. È esploso. La stagione all'Atalanta ha fatto vedere che è un grande attaccante. Difende palla, fa risalire. Ha fatto una stagione mostruosa, ha portato l'Atalanta, possiamo dire quasi lui, insieme a Gasperini hanno portato loro due assieme l'Atalanta in Champions League. Ovviamente non fanno due la squadra, però loro sono stati i protagonisti dell'Atalanta per la salita in Champions League. Per questo io andrei a riprendere Zapata. Ovviamente potresti giocare con 2 punte, oppure ragazzi io metterei addirittura Zapata come prima punta. Oppure dipende dalla partita, Milik magari lo fa giocare una partita, Zapata un'altra, tanto devi giocare in 3 competizioni, la Coppa Italia, la Champions League e il campionato, avendo 2 punte ottime perché Milik e Zapata sono 2 punte ottime, Zapata è mostruoso, nell'ultima stagione ci ha fatto vedere, mi prenderei Zapata. Poi come alternativa andrei su Rodrigo, quello del Valencia, ma la prima è Zapata. Andrei a fare tutto per prendermi Zapata. Il valore penso sarà sui 40-50 milioni. Abbiamo fatto una cazzata a venderlo, ma veramente una cazzata. Perché a quest'ora ce l'avevamo noi in rosa, noi spendevamo una lira e già avevamo già l'attaccante. Però comunque ovviamente l'ha fatto bene la capetta ad andare all'Atalanta e vedere l'attaccante che è cresciuto. Dovevi fare il prestito, ma non lo dovevi vendere. E così almeno ce l'avevi, lo riprendevi dal prestito e stavi a posto. Niente, invece parlando dell'ultima cosa, parliamo di Sarri. Di Sarri che mi ha deluso la sua decisione di andare alla Juventus, nonostante ci ha fatto quasi arrivare al nostro sogno nel cuore, che è quello dello scudetto. Ci ha portato fino a lì. Diceva tante cose sulla Juventus,
che la Juventus è la nostra rivale, che la Juventus puntini magari rubava, altre cose varie, che la Juventus è una squadra con più fatturato e quella, si lamentava di tante cose sulla Juventus, sui soldi che non importano, ma importa più la passione, la tifoseria, il cuore, l'anima, tutte altre cose, e poi alla fine ci ritroviamo Sarri alla Juventus, proprio, nonostante tutto quello che abbia detto, lo ritrovi proprio nella squadra in cui odi perché odi la tua rivale, più rivale del campionato di Serie A è la Juventus, ma proprio in generale, non solo del campionato di Serie A. La rivale storica per il Napoli è la Juventus, e tu vai proprio alla Juve. C'erano tante squadre che avevano bisogno di allenatori, la Roma, il Milan. Ovviamente avrebbe dato fastidio anche se saresti andato a una squadra come il Milan e la Roma, perché comunque dovremmo affrontarle. Però meno male che la Juventus. Farebbe meno male che la Juventus, perché comunque, come sto dicendo, la Juventus è la squadra più odiata da noi tifosi napoletani. Farebbe male, comunque è una sua scelta, io non lo odierò a Sarri, però comunque fa male e mi fa rosicare tanto sapere che è andato alla Juventus. Questo è. Gli auguro ovviamente un in bocca al lupo a lui, però no alla Juventus. Mi dispiace, ma spero che faccia male alla Juventus, con tutto che l'ho voluto bene Sarri, perché è stato da noi, ci ha allenato, ci ha portato a un sogno che non dimenticheremo mai, quello che ha fatto, perché comunque ogni allenatore ci ha messo il suo. Non lo dimenticherò mai quello che ha fatto Sarri, però spero che faccia male con la Juve. Niente, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutte queste alternative ai giocatori, i possibili acquisti del Napoli. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di Sarri sotto i commenti. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video e soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti da Napoli, l'87, e forza Napolès!